Ciao a tutti, Virus101 vi dà il benvenuto sul canale di Virus101. Eccoci qua pronti per un nuovo live stream. Questa sera, a differenza delle settimane precedenti, ci dedichiamo al gioco principale trattato in canale. E come potete vedere da grafiche e varie cose, stiamo parlando di Elite Dangerous Horizon, ora diventato Beyond o quello che sia. E quindi niente, un paio di piccoli appunti. Come mi domandavate la produzione relativa al video, e non ho tempo. Ci ho provato sinceramente e seriamente a produrre il video la settimana scorsa e niente, non c'è stato verso di riuscire a trovare un paio d'ore tranquille e con calma per completare il montaggio del video. Quindi alla fine cosa mi sono detto? Vabbè, proviamo ad andare in streaming e quindi niente, eccoci qua, proviamo un attimo a streamare con Elite Dangerous Horizon. Non vedo dei dati buoni da YouTube, quindi chiunque sia all'ascolto, se potete darmi un feedback, altrimenti consideratelo fondamentalmente un live stream di test. Sto purtroppo ancora utilizzando il dongle dell'altra volta con quindi tutti i medesimi problemi già riscontrati con lo stream precedente di Subnautica, quindi nulla di nuovo dal punto di vista hardware. Sto aspettando e attendendo con ansia la nuova batteria per il dongle, quello un po' più nuovo, e vedremo come si comporterà il tutto. Di certo niente, i problemi finché non sistemo un attimo la gestione del 4G, i dongle 4G non mi stanno dando un buon feedback. Il cellulare stranamente funzionava meglio, quindi però ha deciso di esplodere anche quello e quindi siamo rimasti un po' con le braghe in braghe di tela. Comunque intanto saluto tutti voi che vi siete uniti in questo momento al canale. Ciao a tutti. Come accennavo prima, se notate problematiche di buffering o altre cose fatemelo notare. Questo è uno stream un po' di test per verificare il sistema e tutta la parte relativa allo streaming. E detto ciò, cosa andiamo a vedere? Fondamentalmente entriamo un attimo nell'angolo. Oggi volevo andare a vedere un attimo due cose su Elite relative allo smuggling, una cosa che ho testato un po' nei giorni precedenti e mi ha lasciato, diciamo, un po' l'amaro in bocca. Perché Elite dice fate le vostre carriere, fate un attimo quello che vi interessa, quello che vi pare all'interno della galassia. Fino a un certo punto è vero, siamo in grado appunto di fare un sacco di cose, fondamentalmente combattere, commerciare, esplorare o andare in close quarter combat. E come vedete io sono bravissimo in close quarter combat, quindi ho un 0%, ma non mi interessa, io uso le cose dove mi diverto e dove mi va liscio. Dove mi diverto e dove mi piace. Grazie Vash per il feedback. Ok, lo stream sembra reggere, ho tattarellato un po' con le impostazioni, speriamo che continui così. Tornando a noi, finiti i preamboli, cosa andiamo subito a vedere? Andiamo a vedere, ma velocissimamente, senza starci neanche troppo sopra. Andiamo a vedere tra gli starport service dove siamo in questo momento, andiamo a vedere come ho affittato la nave. Adesso stiamo utilizzando un Python e sì, vabbè, 10 di refuel standard. Ecco qua, outfitting. L'ho affittato leggermente per lo smuggling, quindi un po' di robetta, ma nulla di così stracciato e così, diciamo, interessante. Come utility abbiamo messo un point defense, un shield booster e 2 heatseek launcher che ci saranno utili qualora ci dovessero servire in silent running, quindi proprio nulla di così stracciato. 6 A-thruster, come vedete hanno un'ingegnerizzazione, andiamo a vedere subito, sono dei clean drive di livello 5, ci danno un'ottima velocità e bla bla bla, non scaldando troppo la nave, quindi qui siamo messi bene. Questo remove modification lo odio e mi terrorizza sempre questo bottone ogni volta che arrivo in queste interfacce. Poi torniamo indietro di nuovo, ovviamente il frame shift drive e poco altro. Come vedete le ingegnerizzazioni sono molto poche su questa nave, anche sugli optional interna non c'è praticamente quasi niente, non parlando degli hardpoint che sono proprio stock così come escono di fabbrica. Un giorno magari mi deciderò a fare qualcosa di meglio, però. E un paio di note relative all'outfitting. Adesso andremo anche ad aggiungere un piccolo video pre-registrato sopra questo stream. Ho girato e girovagato un po' per la galassia in cerca
in cerca di materiali eccetera eccetera, ho fatto anche un piccolo giretto a trovarmi una mega ship. Adesso un attimo lo mettiamo un attimo in pausa, vediamo se riesco ad aggiungerlo in overlay. Ok, il video, sì, eccolo qui, dovreste già vederlo un attimo più o meno in partenza. Un attimo che sistemiamolo un attimo come dimensionamento. Eccolo qua, perfetto. Adesso ce lo guardiamo un attimo qui, magari lo spostiamo un peletto più qua, eccolo qua. Allora, questo video l'ho preregistrato, sono andato a farmi un bel giretto su una mega ship. Adesso vi tralascio e saltiamo un attimo le parti iniziali e dov'era che ero arrivato alla mega ship. Eccola qui, una classe Hercules, una nave molto molto grande, perché hanno detto dovete recuperare materiali, le mega ship sono fantastiche, fatelo, andateci. Ho detto vai, ci provo, ci vado. Purtroppo o non avevo l'equipaggiamento adatto o non lo so, quando sono arrivato svolazzato in giro, sono davvero enormi queste navi e non hanno un attracco, quindi sono grandi più o meno come uno starport, non hanno nessun attracco, quindi non ci possiamo collegare con questa nave, se non a fare cosa? Possiamo andare a fare qualche scansione delle torrette, dei sottosistemi, o andare a lanciare un Hatchbreaker Limpet o qualcosa del genere per cercare di prendere delle cose all'interno dello scafo. Insomma, trovo una cosa un po' assurda e strana. Sinceramente il giro fatto così sulle mega ship non mi è piaciuto assolutamente. Andando quindi avanti velocemente, come vedete qui stavo cercando di capirci qualcosina, poi me ne sono bellamente andato e adesso ci guardiamo un attimo la mega ship da fuori. Adesso farò un giretto all'interno veloce veloce e niente, diciamo, eccola qui. Questo era un attimo un video preregistrato relativo alle mega ship. Sono grandi, sono belle, se volete andate a visitarle perché comunque ne vale la pena. Guardate solo le dimensioni dei motori di queste navi, saranno in giro per la galassia, per vari sistemi, per un certo tot di tempo, poi ovviamente si sposteranno. Il tempo è una settimana, quindi ogni settimana saranno in un sistema diverso, in un giro costante, quindi niente, tutto là. E terminato un attimo il discorso delle mega ship, preso dallo sconforto, cosa ho detto? Torno a Dove's Hope e andiamo a risistemare le dimensioni del nostro lettore multimediale. Eccolo qui, sono tornato a Dove's Hope perché? Perché a Dove's Hope fondamentalmente troveremo un sacco di materiali. E molte cose anche tipo i chemical manipulators, altre cose. Non chiedetemi che cacchio di manovra sto facendo in questo momento perché non me lo ricordo cosa ho fatto in questo frangente. Comunque vabbè, godetevi le mie manovre assurde di avvicinamento, assolutamente inutili e anzi potenzialmente dannose. Per fortuna che questo pianetucolo non ha alta gravità. Comunque eccoci qui, il mio precedente viaggio a Dove's Hope, dove sono andato appunto a recuperare un po' di materiali. Come vedete, questa è la base mineraria abbandonata su questo pianeta nel sistema di HIP 19408. Eccolo qui, andiamo ad atterrare, estrapoliamo lo Scarab e il nostro bel trabicolo a rotelle. Dai, andiamo avanti, saltiamo un attimo avanti sulle varie parti del video e niente, qui praticamente partiamo al recupero di tutti i materiali che sono disponibili all'interno del facility di Dove's Hope. Quindi adesso qui ne vedremo alcuni. Questo è il giro che a me piace fare per il recupero dei materiali, lo trovo abbastanza comodo e veloce, dopo ognuno ha le sue. Comunque eccolo qui, adesso guardiamoci magari un attimo appunto questo piccolo giro. Ogni tanto si trovano delle cose interessanti. Ulteriormente sono andato anche alla ricerca di arsenico, altre cose eccetera eccetera e quindi niente, alla fine Dove's Hope si rivela ancora tuttora in questo momento un ottimo sistema dove andare a recuperare materiali. Ovviamente non li ha tutti, però ne ha parecchi. Sì, esatto, come commentava anche Vash, sì, trovo assolutamente un po' strano il fatto di non poter attraccare su una mega ship, insomma, un pad esterno, qualcosa del genere. Sarebbe stato bello poter avere magari anche qualche missione aggiuntiva, qualcosa che aggiunga un po' di pepe al gioco. Cose che ci si aspettava sinceramente sia in questa edizione, sia nella precedente espansione, che nell'espansione attuale che hanno fatto. E nel frattempo andiamo a concludere un attimo il giro con lo Scarab e quindi niente, non ho trovato cose sinceramente molto interessanti.
interessanti. Poi per quanto riguarda l'ore ce ne sono tantissime, quindi se voi state seguendo un po' di più l'ambientazione, quindi tutto quello che riguarda l'ambientazione di gioco, e niente, ci sono molte cose decisamente interessanti. Per il momento però questa espansione Beyond non mi sta dando diciamo dei buoni feedback. Avevano detto che avrebbero sistemato il mining e le missioni e questo, quello e quell'altro. Un po' di cose le hanno sistemate e non è che non hanno fatto niente, perché tante cose sono state aggiustate, tipo le wing mission eccetera eccetera, però non tanto quanto io sinceramente mi aspettavo. Quindi adesso andiamo a bloccare questo video, diciamo che abbiamo visto un po' Dove's Hope cosa ci può offrire. Torno in game un attimo che chiudo il mio programmino di visualizzazione video, e tornando un attimo in game cosa notiamo? Niente, notiamo che devo spostare un attimo una finestra che mi ero dimenticato di spostare, eccolo qui, perfetto. A quanto pare YouTube mi dice che siamo in good, quindi le impostazioni fatte sembrano buone. Comunque torniamo a noi. Ho girato parecchio per la galassia per trovare qualsiasi cosa che mi desse la mano per poter fare un po' di smuggling. Sono finito dentro questo settore perché settore imperiale mi dà la possibilità di rankare con l'impero. Che succede? Che succede? Ok, eccoci qua. Scusate, siamo tornati, ho visto un cedimento strutturale della rete. E niente, prima o poi la sistemerò sta cosa. Abbiate un po' di pazienza, purtroppo non ho sotto mano una strumentazione adeguata e quella che vorrei comprare costa sinceramente uno sproposito. Comunque, torniamo a noi, come dicevo, siamo uniti ad Aisling Duval, abbiamo fatto il nostro bel pledge perché perché rating, eccoci qua, noi stiamo puntando al rating 3 e per unlockare i Prismatic Shield Generators. Unitamente volevo provare ad andare un po' oltre questa volta, perché questi 50 milioni di crediti cominciano a far gola con le modalità di gestione attuali di Elite Dangerous Horizon, quindi questo è quanto. E noi allo status attuale siamo con Aisling Duval da quanto tempo? Dov'è che ce lo dicevano? Ben 2 settimane, quindi dovrò aspettare almeno un'altra settimana, perché tanto è inutile farlo prima. Quindi dopo la terza settimana cominceremo a fare qualcosa con Aisling Duval, anche per imparare un po' il power play, perché sinceramente io sono negatissimo nel power play e non ho mai fatto null'altro se non i rank 3 trasportando roba per giusto un paio di moduli, e per un paio di moduli power module, o chiamiamoli come siano. Allo status attuale invece andiamo avanti un attimo con quello che volevamo fare, voglio andare a vedere un po' il mission board. Il mission board perché in teoria dovremo riuscire a ottenere qualche missioncina di trasporto contrabbando, trasporto merci, sono qui apposta per questo motivo. Quindi voglio provare un attimo la carriera dello smuggler. Allo status attuale mi sta dando tante insoddisfazioni. Cosa vuol dire? Pagano pochissimo le missioni, scusate i tempi di caricamento dipendono anche questi dalla connessione che sto usando in questo momento. Ok, respiriamo un attimo. Ok, perché cosa succede? Come vedete i cicciopanzi cattivoni qui, belli con gli occhialoni alla camina di Gurren Lagann, per chi l'avesse visto, per chi non l'avesse visto, un anime bellissimo, andatelo a vedervelo. Comunque, questo cicciopanzo che dovrebbe darci tutte le missioni di smuggling, come vedete è molto parco di missioni, non ce n'è una. Io posso anche cercare di fare quello che facciamo di solito, e un bel hop, quindi usciamo e rientriamo come in altra modalità, e quindi entriamo in questo caso in open play, quindi vediamo un attimo in open play che missioni ci vengono assegnate e cerchiamo di capire cosa sarà, cosa ne sarà. Sì, infatti, Vash, come dici te, è brutto sminuire, a me dispiace un po' sminuire il gioco, perché Elite è un gioco a cui sono molto legato, è un gioco che mi piace tantissimo, però purtroppo devo anche ammettere un po' la realtà dei fatti, almeno realtà dei fatti,
po' una mia opinione personale, perché dopo ovviamente ognuno cerca quello che vuole all'interno dei giochi. Dal mio personale punto di vista mi sarei aspettato degli improvement molto più seri per quanto riguarda il mining, a livello di moduli di gestione, a livello di gestione dei moduli dei limpet, perché adesso oggi come oggi ci ritroviamo con dei moduli di gestione dei limpet che sono qualcosa di assurdo. Abbiamo credo 5-6 tipologie diverse di moduli di gestione dei limpet a fronte di un'unica tipologia di limpet. Dal mio punto di vista avrei fatto un unico modulo di gestione dei limpet e avrei nel caso fatto dei limpet differenti. Perché? Perché magari voglio fare questa cosa piuttosto che quell'altra cosa, oppure magari un selettore per programmare il limpet per fare una cosa piuttosto che un'altra, un po' di comodità, insomma. Riusciremo ad entrare? Ce la facciamo? Elite, mi fai entrare in partita, in gioco? Dai che prima avevi fatto presto. Comunque, open play è sempre un po' problematico entrare in open play e speriamo che ci faccia entrare. Continuando il discorso. Comunque niente, dicevo, sono usciti appunto questa vagonata di moduli per la gestione dei limpet, ma di certo non ho visto nulla per esempio per lo smuggling. Smuggling dovrebbe essere una cosa molto carina all'interno di un universo open. E magari forzare un blocco della polizia, avere un modulo che magari rallenta la scansione, avere un modulo che magari cambia il contenuto del carico che ho, quindi può darmi una mano sia in smuggling sia quando sono in trading normale per evitare pirati o altre cose. Cioè ci sono una milionata di cose che si possono fare. Per esempio prendete due sistemi in guerra, quindi fare smuggling di magari determinati elementi, o visto che parlavamo del power play, un power smuggling, che ne so, sono in power play, devo contrabbandare determinati materiali all'interno di una stazione nemica perché magari siamo in status di espansione, quindi quelle cose possono dare una mano all'espansione o al consolidamento del sistema. Quindi ci sono tantissime cose che si possono fare. Alla fine dei giochi noi ci riduciamo a fare cosa? O a comprare e a vendere schiavi, ok? Oppure a trasportare delle merci illegali dovute appunto alle missioni che ci vengono assegnate all'interno del gioco, oppure a trasportare magari dei passeggeri che sono di tipo illegale, e quindi dobbiamo fare un attimo attenzione a questa cosa. Quindi fondamentalmente smuggling si riduce a essere una carriera di trading, di trader con un peletto di pepe in più, ma molti meno guadagni in relazione all'indice di rischio che c'è, e anche a fronte del fatto di tutte le modifiche che hanno fatto al sistema di bounty attuale. Comunque siamo riusciti a riloggare, andiamo a vedere Attaccate Screw qua, che è un po' un nome, e come vedete anche in questo caso, nonostante io abbia fatto l'hopping dentro o fuori, sono cordial attualmente con loro, non trovo assolutamente nulla come missioni. A questo punto mi tocca fare altro che fare questa cosa. Sei sicuro? Sì, torniamo al main menu, rifacciamo l'hop fuori finché non vengono fuori le missioni. Questa cosa deve finire. Ok, torniamo in solo play. Perché? Perché l'hopping, vabbè, può andare bene, può essere comodo, ma io non posso puntare sempre sul tiro di dado. Cioè, tiro il dado e magari mi va bene, ho la missione, non ho la missione. Come diceva Alberto Tomba, so carabiniere o so carabiniere, fa notizia, non fa notizia. You haven't claimed the weekly power bonus vouchers worth 3000 crediti, remember that you improve your rank. Ok, ho dei power bonus per 3000 crediti, e non chiedetemi perché, perché sono a 0, forse sarà lo stipendio base. Vediamo, transaction, qui non ci dà niente, boh, vabbè. Andremo a rivedere questa cosa un po' più avanti. Comunque, tornando a noi, Starport Service, cominciamo a cercare di fare qualcosa, perché a questo punto uno dice, cacchio, devo fare il contrabbandiere, dovrò pure contrabbandare qualcosa. Quindi diamo un ultimo veloce sguardo al mission board per vedere se troviamo qualcosa in questo senso. Allora, consigli, suggerimenti, se ne sapete, se avete qualche info, ne sapete più di me, che è facilissima, non è che io sia sta gran cima in Elite. Commentate sotto il video, sotto il podcast che resterà sotto YouTube, perché datemi magari qualche dritta. Io sinceramente non so più dove sbattere il naso. Sono andato in varie stazioni, sono andato in stazioni di pirati, stazioni di tipo anarchico, altre cose, e sinceramente non ho trovato niente. Quello che trovo qui invece è una bella Imperial Navy Supply Run, che non possiamo fare perché non siamo
abbastanza amici della Tactes Empire Group, quindi boh, magari vediamo di fare qualche missioncina veloce. Come potete vedere anche qui niente, zero totale, lo zero assoluto. L'unica cosa su cui potremo secondo me puntare un attimo, come vedete sto andando nel passenger lounge, è andare a cercare un passeggero a sto punto da trasportare. Dopo magari mi vado a mettere i moduli cabina e cerco di trasportare qualche passeggero. È una faticaccia. È una faticaccia, smuggling è una faticaccia, quindi è una carriera che, come potete già vedere in questo momento, ripaga poco, è difficile da intraprendere perché non ci sono missioni o mi tocca fare fondamentalmente il mercante di schiavi, con quel po' di pepe in più sul trasporto, chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? Cioè a questo punto chi me lo fa fare? Ok? E vediamo un attimo, per esempio qua 26 milioni dovremmo fare cosa? 20.000 light years? Così? Lo dico lì e vediamo, eccoli qua, 22.000, ho sbagliato solo di 4.000 light years. Io mi sarei sinceramente aspettato che queste missioni venissero rimosse e sparissero, perché vorrei vedere i dati di Frontier su quanti giocatori effettivamente fanno queste missioni. Questa 5 milioni vediamo, sì, tutto tranquillo, serve una first passenger, eccola qua. Questa invece sarebbe una missione da fare, quindi come potete vedere, se cercate di fare cucuzze, il trasporto passeggeri è ancora una buona soluzione. E queste comunque non le potevo fare perché non avevo abbastanza rank. Vediamo per esempio questa Sightseeing Adventure da un milionazzo. Sì dai, anche fattibile. Comunque non saranno le missioni che andrò a fare in questo momento. Allora, a questo punto, giusto per vedere, cercare di fare qualcosa, perché sinceramente io sono abbastanza bloccato su Elite in questo momento, non so più veramente cosa fare, perché questo no, e quell'altro no, mi trovo abbastanza interdetto. I soldini un po' li ho fatti, come potete vedere qui, potrei fare tante navi, potrei provare un crate, potrei fare tante cose, ma non è che c'è solo questo. Volevo provare le carriere, ma sto già cominciando molto male. A questo punto, visto che ci siamo, andiamo a fare 2-3 navi due o tre missioni per aumentare il nostro ranking, per almeno sbloccare il ranking con l'impero, visto che sono appunto all'interno di questo sistema apposta per sfruttare queste tre cose: ranking con l'impero, power play e smuggling. Smuggling sta andando malissimo, almeno puntiamo su qualcos'altro, sempre se si decide a ridarmi le missioni. Anche questa cosa, cari signori di Frontier, una volta che un utente arriva all'interno di un sistema, generate la lista missioni e tenetela là, 2 clic e non dovete più rigenerarle, ok? Le missioni magari scadono dopo un tot e magari rigenerate quelle 2-3 missioni che dovessero servire. Allora, la cicciopanza di prima, come vedete, non ci dà più la missione, quindi io uscendo e rientrando nel pannello missioni rischio anche di perdere le missioni, quindi grazie Frontier di questa cosa molto utile che ci hai dato. Allora, boom time delivery, vediamo questa qui, dobbiamo portare delle alghe, qui dobbiamo portare pesce, vediamo dove ci manda, Volgon Tintorini, dobbiamo portare a Volgon Trins First, Fish 14, sì, è una missione proprio molto facile, apriamola sulla Galaxy Map, giusto per renderci conto. Vedete, il sistema è praticamente qui attaccato, andiamo nella mappa nella system map, nella mappa del sistema, vediamo questo starport a che distanza si trova. Si chiamava Volgon Tinten First. Ecco, niente, come al solito ho fatto la mia solita figuraccia, vabbè, ormai ci sono abituato, per cui eccolo qua, Smith Colony questa, e questa dove va? A Smith Colony, quindi potenzialmente abbiamo 2 missioni da poter accettare: 30 unit of animal meat, Smith Colony, ma perfetto, anche questa va lì. Ne abbiamo un'altra, boom, delimito 30 unit of fish, pagano anche di più, dove va a Low Dock, quindi va da un'altra parte questa, quindi no. Ok, grano, dove va a Smith Colony. Allora a questo punto cominciamo a darci un po' da fare, dai. Allora, per darci da fare vuol dire che torniamo qua e andiamo a cercare di nuovo dov'è Smith Colony. La vedo abbastanza vicina, quindi direi che a questo punto facciamo un paio di missioni in trading e niente, e divertiamocela. Senza uscire dalla mappa vediamo che abbiamo 184 di cargo, quindi abbiamo abbastanza per le 21 unità di grano che vanno a Smith Colony Outpost,
quindi accettiamo subito questa missione. Ta-ta-ra. Ok. Oh signore, mamma mia, adesso hanno aggiunto anche questa cosa, è vero, me ne stavo dimenticando. Quindi quando voi accettate le missioni dovete anche recuperare gli oggetti da trasportare, altrimenti, a differenza di prima, il vostro cargo sarà vuoto e via. Allora, positivo perché se non ho abbastanza cargo posso fare 2 o 3 giri e risolvere la missione. Fastidiosissimo perché? Perché è fastidioso questa cosa, è molto fastidioso dal mio punto di vista. Allora, 30 unit di pesce vanno low dock, no, non la voglio fare. Queste 30 unit of animal meat vanno a Smith Colony, quindi accetto questa missione, ok. Animal meat, eccole qua. Andiamo a recuperarci anche queste, quindi come vedete già come cominciamo a incasinarci la testa già da subito, perché a fronte della seconda missione che abbiamo preso già cominciamo ad avere un po' di problematiche nell'interfaccia. Oramai questa piccola parte con solo 4 missioni visualizzabili sta diventando molto fastidiosa, è troppo piccola. Quindi Frontier, se mi state ascoltando, queste 4 missioni visualizzate così sono troppo poche. Riducete l'area qua sopra, fateci un piacere, non ci frega niente di sti dati qua, ci frega di questi dati qua. Questi magari metteteli in parte o clicco e li vedo. Ok, è più importante avere una lista di missioni molto più ampia. Comunque, andiamo a vedere cos'altro va a Volgonginging in Trones. Questo abbiamo detto di no, questo a 219.000 bla bla bla. Va a Smith Colony, quindi accettiamo anche questa. Ok, era questa. Adesso qui abbiamo delle alghe. Sapete che puzza che ci sarà nel nostro cargo bay, ma non ci interessa, tanto è sigillata. E si arrangeranno poi gli cicciopanzi omini dello starport. E altra cosa ne avevamo? Questo di pesci, low dock, no, è sempre quella di prima. 14 unit di pesce, va sempre a Smith Colony, quindi accettiamo anche questa e andiamo a capire qual è questa qua. 14 unit of fish, quindi ce le mette sempre sotto. Bene, buono a sapersi. Ok, 4, abbiamo riempito, potremmo prendere anche molte altre missioni a questo punto, perché possiamo, vediamo se qualcos'altro va lì, guardiamo loro intanto. Usidan, Usdian, Gianeri, no, non c'è nient'altro che va lì, facciamo qualche missione per la federazione visto che ci siamo. Allora, Boom Time Delivery, altri 27 unità di pesce, vanno low dock, no, non ci interessano. No, vabbè, basta così perché sinceramente basta. Andiamo a partire qui. Come vedete anche tutta la parte di selezione e accettazione delle missioni eccetera eccetera assolutamente non mi piace, non è stata migliorata. Bello il discorso che posso fare più giri per la stessa missione, quindi quello sì, aggiornamento che mi è piaciuto parecchio. Per il resto a questo punto piena potenza il nostro motore con il andiamoci fuori col Python, dobbiamo evitare di piazzare contro le astronavi che stanno entrando. Bene, diamo un po' di potenza ai motori, come vedete un bel clean drive tuning vi dà una bellissima manovrabilità al Python, una velocità top speed di quasi, se vediamo dal boost di quasi 438 perché ho il carico un po' pieno, e direi una buona manovrabilità. Il boost poi guardate come si roga. E non fate battute, mi raccomando, stiamo solo girando. Bene, adesso solite operazioni, molto alto non c'è da fare, ci lanciamo. Diciamo che comunque questo test sullo streaming su Elite non è male, quindi se continua a reggere abbastanza decentemente possono essere anche delle posizioni valide per i prossimi su Subnautica, però non vi preoccupate, andremo a cambiare il dongle il prima possibile. Sto solo aspettando e attendendo la batteria nuova. Perché? Perché i dongle, quelli un po' più datati, potevi sostituirla velocemente, in quello un po' meno datato ho dovuto praticamente smontarlo dentro. Come al solito scansiono tutte le navi che ho in range, non si sa mai che dati andiamo a recuperare. Dalla nuova espansione hanno fatto finalmente questa bella cosa, hanno suddiviso il cargo per i
dati ed è una cosa che ci piace. Beh, torniamo a concentrarci sulla manovra di avvicinamento alla Smith Colony e evitiamo il loop of shame, come viene definito in gergo di gioco, quindi il giro della vergogna a fronte di arrivo troppo veloce e devo rigirarmi e tornare indietro. Sa che stiamo andando anche abbastanza lentamente, proprio con la gran calma. Ok, bene, adesso ci avviciniamo a Smith Colony, forse siamo anche abbastanza buoni. La direzione di avvicinamento è un outpost, ci interessa relativamente, quindi smollo un attimo i comandi, lascio andare dritto per dritto tutto, safe disengage e andiamo. Vedete, proprio avvicinandoci, sì, proprio tranquillissimo. Vediamo un po' di la nostra bella figuraccia in fase di docking, dove c'è un vantaggio al phaser. Ok, di tutti i cicciopazzi che avrebbero dovuto venire a sfasciarci la nave non ne abbiamo trovato neanche uno, quindi proprio un paio di missioni di trading semplici e secondo me è anche un po' comodo riuscire a farle. Perché ci danno la possibilità di visitare anche altri starport, outpost o quello che sia, quindi vedere un attimo com'è la situazione da altre parti e cercare di capire se riusciamo a trovare una zona migliore per le nostre missioni che stiamo cercando, i nostri traffici o le nostre giorni. Questo intanto. Pensavo di fare un atterraggio decisamente peggiore visto la mia abilità di pilotaggio, però insomma dai, ce la siamo cavata abbastanza bene. Andiamo velocemente nel mission board a consegnare un po' tutto e procediamo, basta, andiamo avanti. Sempre se il gioco ci dà, dai, devo solo consegnare le missioni, anche qui. Fate un'interfaccia per cui io consegno le missioni, sto consegnando le missioni qua in alto e nel frattempo carico tutto il resto che devo caricare. E invece non so, hanno proprio delle modalità di caricamento delle cose un po' brutta. Comunque, andiamo a consegnare queste 4 missioni, andiamo a prendere la prima, andiamo a deliver items, ok, perfetto, consegniamo tutti i 21 item che dovevamo consegnare, completiamo la missione e scegliamo cosa: reputazione 10.000 crediti e influenza o 184.000 cucuzze, poca reputazione e un po' è la stessa influenza. Bella domanda. Io sono a caccia di reputazione e influenza, per cui intanto su questa sceglierò questa. Sentiamo cosa ci dice. Ah, eccolo qua, ci hanno dato anche un messaggino, vediamo. Attack at Empire Group Reputation Change. Noi adesso siamo diventati cordial, quindi mi va più che bene, dovremo essere in grado di fare le rank up mission per fare cose. Andiamo a consegnare anche questa, veloci, andiamo a completare la missione. 350.000 cucuzze, sinceramente non mi dispiacciono. Cosa mi danno? Sono influenza o reputazione. 118. Che cacchio? Ah, semplicemente sono invertite questa e questa. Bah, andiamo a prenderci un po' di soldini, va. Devo rifarmi di un po' di spese che ho avuto nei giorni precedenti, quindi in questo caso andiamo un pellettino più su. Ok, consegniamo anche questa, quindi tanto come avete visto in precedenza, andando su e giù, oppando un po' di volte, si andava via veloce. Con 215.000 influenza crediti, come vedete, in questi casi secondo me, allora, anche qui idea mia, 219.000 contro 10.000, prendetevi le cucuzze, la reputazione la fate sullo stesso, non preoccupatevi più di tanto. Nel caso, come invece avete visto in precedenza, quando vi danno ancora 200.000, 100.000 cucuzze, prendetevi la reputazione un po' meno soldi. Tac, qui andiamo a consegnare anche questa. Veloci, senza star lì a fare tante cose. A questo punto 185 contro 10.000 e un più di differenza, sinceramente prendiamo qua. In alternativa possiamo prenderci anche questi anomalous bulk scan data, non ci interessano, andiamo a prenderci le cucuzze, perché a noi per il momento mi interessano le cucuzze. Avete visto quanto siamo andati su consegnando 4 semplici missioni. E a questo punto abbiamo consegnato tutto. Abbiamo già consegnato tutte e 4?
Eh sì, abbiamo già consegnato tutte e 4. Voglio vedere un attimo una cosa veloce sui contatti. Ok, no, non posso ritirare neanche qui quello che mi è rimasto un po' lì sul groppone. Scegliamo. Andiamo sul mission board. Come dicevo, appunto, saltellando in qua e in là con queste missioncine, intanto per prendere un po' di reputazione sui vari sistemi, possiamo farci un'idea nei sistemi limitrofi di cosa andiamo incontro. E dai, muovite, me l'hai appena caricata, cioè vedete le cose, è assurdo, adesso sta ricalcolando tutta la parte di missioni per poi rispondermi, quindi lo sto facendo io, lo stanno facendo un'altra migliaiata di persone. Ok, lo stream sta tornando su, dicevo, lo sto facendo io, lo sta facendo un'altra bella sassata di persone, quindi ottimizzate ste cose, ragazzi, dai, dai. Ok, vediamo se c'è qualche essere di dubbia fama in questa zona. Ok, liberate two units of consumer technology, covert economic acquisition, quindi qui vediamo già delle missioncine forse un peletto più interessanti per smuggling, ma sono più che altro piracy queste qui e non mi interessano, perché cosa mi dicono? To liberate some goods, quindi dobbiamo attaccare delle altre navi, quindi o controlliamo il sistema. Ok, vediamo Hikenk. Dov'è? Ok, vediamo Hikenk cosa ci dice. Andiamo al realistic Hikenk. Beh, eccolo qua. Come vedete, dictatorship state known, e quindi non è un sistema anarchico, quindi rischiamo di incappare in bounty e altre cose nel momento in cui accettiamo queste missioni. Quindi sinceramente no, io direi di proprio a fronte del fatto che non mi piace questa cosa. Allora, facciamo veloci, torniamo a lottare il nostro root per Attaccates e andiamoci velocemente a tornare a casa. E appena riattraccheremo andremo a concludere questa mini diretta così di prova di test smuggling, increase reputation and whatever, ok, whatever, detto con una pronunciation e quindi andiamo avanti così. Poi magari più avanti vedremo qualcosina di più croccante sul power play. E intanto diamo il benvenuto ad Ensnet. Ciao, buonasera, benvenuto a te. E stiamo rientrando, giusto per aggiornarti, sto rientrando al sistema di base, ho pensato un paio di missioni, vado a vedere se riesco a fare una missione di recap e dopo andrò un po' a chiudere questo un attimo stream di test. Nel frattempo ce la giochiamo un attimino. Ho selezionato questo sistema per una serie di motivi, un po' me ne sto pentendo di aver scelto questo sistema. Ok, facciamo benzina. Dicevo, mi sono un po' pentito perché insomma sì, bello brutto di qua e di là, ma non mi dà assolutamente nessuna missione di smuggling, quello che invece stavo io cercando. Magari nella prossima puntata andremo a cercare di fare un po' di trasporto passeggeri, vediamo se in quel caso riusciamo a trovare qualcosa. Giusto per confermare le domande in chat, sì, questa live andrà a finire sul canale come tutte le live che faccio, verrà messa nell'opportuna playlist, e anche perché d'ora in poi purtroppo, non avendo tempo di fare tutta la parte di montaggio video su Elite, sarò costretto a fare praticamente live, e quindi niente, ci divertiremo un po' assieme. Magari per i prossimi li strutturerò un attimo meglio in modo da avere dei contenuti, come dicevo in precedenza, un po' più croccanti, come piace definirli il mio istruttore di difesa personale. Quindi ecco qui, sì, istruttore che tra l'altro ringrazio tantissimo oggi, così, visto che intanto stiamo attraccando parlando del più e del meno, per avermi completamente sfasciato l'altro giorno, che abbiamo fatto uno stage di tutta una giornata, che sono uscito con i polpacci che protestavano e un paio di bozzi dai, sulle ginocchia per un po' di allenamento e di prese a terra. Comunque tanto divertimento, e non ce lo facciamo mancare mai il divertimento. Ecco qui.
Beh dai, insomma ragazzi, non sono l'unico che fa video su Elite, non sono l'unico, dai, ci sono tanti altri bravi youtuber che fanno i loro video, quindi non siamo tantissimi, però sì, questo è vero. Ci impegniamo, cerchiamo di fare quello che possiamo, di discuterne un po' sia nei suoi pregi che nei suoi difetti, quindi anche voi se avete delle cose che non vi piacciono, commentate pure, lasciate i vostri commenti, se non siete d'accordo sulle mie posizioni scrivetemelo pure, è sempre utile una bella conversazione costruttiva, mai, non l'ho mai rifiutata. Adesso nel frattempo andiamo a schiantonarci proprio dentro il qua, a velocità svodata e quindi a proposito, nei prossimi stream ci saranno dei contest, chiamiamoli così, verranno fatte delle citazioni come ho già fatto anche in questo preciso video, e chi indovinerà la citazione non lo so, vedremo cosa vincerà, dai, insomma. Quindi è tutta una sorpresa, quindi così bello, ci piace il contest a citazioni, saranno citazioni un po' di tutte. Sì, ciao Erjon, benvenuto. Sì, ci sono, vai tranquillo, siamo qui, non ti preoccupare, aiutiamoci a vicenda, assolutamente d'accordo, questo è stato lo scopo per cui ho creato e ho iniziato nel canale a parlare di Elite Dangerous, proprio perché vedevo in Italia che c'era un po' una problematica relativa alla popolazione italiana all'interno di questo gioco. Ho trovato un sacco di persone ottime, utili, con cui giocare, con cui divertirmi. Io purtroppo ho poco tempo per giocare in multicrew, in multiplayer con voi, è una cosa che mi è sempre dispiaciuta parecchio. Alcune missioni siamo riusciti a farle un po' così tutti insieme, in altri casi purtroppo no. Mi domandano, l'Anaconda per un multiruolo è ottima, nasce proprio per quello, è un sacco di cose, però sì, costa tantissimo, e vista la gestione dei crediti in game oggi come oggi, va un po' presa con le pinze secondo me. Se riuscite a fare un buon power play, avere dei buoni introiti, usatela, gustatevela, godetevela e divertitevi anche a affittarla, perché ci sono tantissimi moduli da affittare dentro quella nave, da ingegnerizzare, da preparare, eccetera eccetera, quindi vi darà molte soddisfazioni. Il problema per cui io l'ho abbandonata, giusto per capirci, andiamo un attimo sullo shipyard perché ne ho una sparsa da qualche parte, vediamo sulle storage ships, ship transfer, eccolo qua, così vedete anche un po' le navi, dai, che ho in saccoccia. Non è nulla di che. Comunque la mia Anaconda, chiamata Scarpone, in Veneto vuol dire scarpone, o riferito proprio alle scarpe che si usavano una volta nei campi dove si lavorava, che erano proprio le scarpe da lavoro, fondamentalmente grosse, ingombranti, scomode, dure, eccetera eccetera, per questo l'ho chiamata Scarpone. Sì. Il cutter sì, è un'ottima alternativa all'Anaconda, anzi è anche più carico se non mi ricordo male, e sono davvero delle ottime navi. Nave che vorrei provare anch'io, per quello sto cercando di rankare con l'Impero, quindi prima o poi ci arriverò. Sinceramente volevo provare anche il Federal Corvette, quindi non lo so, prima o poi magari ci arriverò. Comunque, tornando a noi, dicevamo, allora le missioni le abbiamo consegnate e vado subito al mission board per vedere se ho la missione di rank up con l'Impero. Perché? Perché prima ne avevo trovata una, cosa che adesso non ho invece più visto. Andiamo qui, come vedete siamo a rank master 100%, siamo friendly con l'Impero e siamo arrivati al momento di dover assolutamente fare il passaggio a nuovo rank con l'Impero. E tornando al discorso Anaconda e altre navi, purtroppo però hanno un contro che costano tantissimo, e oltre al costo spropositato che hanno, il jump range è stato quello che mi ha fatto abbandonare assolutamente le navi large. Fatto i conti, visto, provato, potenziato di tutto, trovarmi una nave che ha un jump range inferiore ad un Asp Explorer che costa penso un decimo, sinceramente non mi piace. Sono navi che hanno un costo spropositato, una nave large secondo me dovrebbe avere 10 volte tanto il jump range che ha adesso. Io capisco tutti i discorsi che fa Frontier per il discorso viaggi di qua e di là, di su e di giù, però se io devo farmi per esempio le missioni
da 20.000 light years, come abbiamo visto in precedenza e come andiamo a rivedere in questo momento. E ovviamente avere una nave large dovrebbe consentirmi di fare una missione da 20.000 light years in un tempo umano, e a fronte del fatto che deve secondo me avere un FSD che può spingere, che cosa? Può spingere oltre i 100 light years di jump, perché sennò che senso ha avere una nave large? Una nave large, facendo un paragone con le altre navi, non so se avete visto mai i video di paragoni sulle dimensioni, e cioè sono navi enormi, come fanno a non jumpare così, a jumpare così poco? Comunque, giusto per dirlo, per esempio, prendiamo la prima che capita sotto mano, Lee Blair vuole andare a vedere una cosa amazing, eccetera eccetera, 24 milioni saranno cosa? 21.500, dai, spariamo la scommessa, light years, eccoli qua, no, ho sbagliato, 17.000, comunque sono tanti, considerate che ci vuole circa un'ora, considerando andata e ritorno, per farne 1.000, ok? Quindi con una nave con 50 di jump range, quindi abbiamo già capito. Comunque torniamo alle missioni, torniamo a noi. Sì, d'accordissimo sul Diamondback Explorer, ne ho qui io uno in saccoccia, ci ho girato mezza galassia, ci ho fatto di tutto, e alla fine non serve investire 20 milioni su una nave, ci si può divertire anche con una nave da 1 milioncino e qualcosa. E sì, ovviamente se vogliamo andare in combattimento, fare cose più grosse, andare a cacciare i Targoid o quello che sia, serve una nave grossa, potente e bella cazzuta, come dice qualcuno in zona mia qua. Ok, allora, eccoci qua, Attack at Empire Group, abbiamo rankato con loro, cioè abbiamo aumentato il nostro livello di reputazione con loro, la nostra influenza con questa, con questa fazione, usiamo le terminologie giuste, però non ho nessuna missione di rank up, quindi andiamo a vedere loro qui. Eccoli qua, sneak in 64 units of slaves, quindi dobbiamo fare questa cosa. Il problema di queste missioni, le ho già affrontate in passato, che cos'è? È che nel momento in cui io accetto questa missione, ok, noi dobbiamo forse andare a recuperare gli schiavi? Non lo so, beh, accettiamola e vediamola, tanto eravamo qui per uno o per l'altro motivo, adesso ci danno un motivo, ok, vediamo in inventario se ci hanno messo gli schiavi. Ok, rullata di tamburi, papam! E in questo caso sì, l'altra volta sono dovuto andare a comprarli io personalmente, quindi refueliamo. Ho fatto una boiata pazzesca perché non ho guardato dove dovevo andare. Ok, reward choices, quindi mi danno un excuse, vabbè, ok, il reward è praticamente inutile, dobbiamo andare dove adesso lo scopriamo. A Minoxcry Progress. Eccolo là, sto facendo il tour classico bola. Là, esatto. Allora, andiamo qui, come vedete siamo abbastanza vicini. Andiamo nella system map. Ok. Ok, sì, Dancent, assolutamente, gran bella domanda e gran bruttissima missione. Perché? Noi dovremo... Oh, bella questa. Ok, ragazzi, allora, tenetevi forte perché dovremo andare a consegnare 64 schiavi su un'installazione planetaria. Porca zeppola. Ok, dovremo dare fondo ai nostri heat sink. Speriamo di farcela. Quindi, smuggling around... ok. E lanciamoci. Allora, per la domanda... Durante il viaggio, per la domanda sui video, sui cosi dei Guardian, sì, potrà essere magari argomento del prossimo stream. Magari torneremo su un paio di siti Guardian, andiamo a vedere un paio di giri e vediamo un attimo come funzionano. E lo faremo proprio live questa volta, a differenza del video. Della bolla, ok. Colonia ho visto... Mamma mia, tanta voglia. Sì, ci sono dei piloti che sono proprio veramente molto bravi, cioè veramente devono avere una pazienza infinita per poter fare quelle distanze stellari. Io sinceramente non ce l'ho e non so sinceramente come faccio. Complimenti. I giri, già io ci avevo pensato una volta di fare un giro per Colonia, ma ho guardato le distanze e no, assurdo. Adesso hanno aggiunto anche gli ingegneri a Colonia, quindi sappiatelo,
sì, eh sì, eh sì. 300 milioni di carte stellari sono davvero davvero parecchi e sono il limite che mi sta bloccando per arrivare elite nel ranking di esplorazione. Già tempo fa ebbi fatto un giretto a Barnard's Loop, è stato uno dei giri più lunghi che ho fatto, a parte un altro paio di missioni di test, e è stato tosto, anche perché alla fine quello che poi sono andato ad esplorare sinceramente non è che mi ha entusiasmato così tanto. Ho visto un po' di nebulosi, i pianeti sono abbastanza simili, quindi non lo so. Sì, 1600 salti, porca boia. Complimenti, perché sono davvero tanti. Nel frattempo invece cosa ci dicono? Time bonus, ok, ci daranno 200.000 crediti se completiamo questa missione in 2 ore e 38 minuti. Beh, perché no? Facciamolo e andiamo a vedere. Ovviamente adesso abbiamo un bel illicit cargo e sarà una bella sfida. Sinceramente non ho mai fatto spesso attracchi così planetari con, come si suol dire, il pepe al culo. Questa volta lo provo proprio per la prima volta in diretta con tutti voi. Quindi rimaniamo qui pronti per arrivare a Minovsky Progress e 4000 light years di distanza ci separano dalla nostra light second di distanza ci separano dalla nostra destinazione e andiamo a vedere cosa ne sarà di noi. Ci scansioneranno, ci multeranno, ci attaccheranno, ci distruggeranno, non lo so. Andremo a vedere. Per riagganciarmi al discorso di prima, sì, prossimo live, sì, assolutamente dedicato ai Guardian, torniamoci e andiamo a vedere come funzionano le Guardian Machine. Sono lì, sono già stato lì, mi sono fatto 2 peri grandi come una casa, per utilizzare una versione un po' formale della terminologia, perché lo feci questa cosa qui quando servivano 8 blueprint per ogni Guardian module. Immaginate quanti ho dovuto recuperarne e quanti giri delle Guardian Machine ho dovuto fare. Ok, eccomi qui rientrato. Scusate, nel frattempo purtroppo i soliti problemi relativi alla connessione mi stanno facendo dannare. Ok, e in fase di avvicinamento come al solito è venuto a scansionarmi un po' tutte le navi e vediamo un attimo, poi magari non si sa mai che dati si riescono a recuperare. Un bel shift time qua, una nave introdotta relativamente recentemente, perché il crate l'hanno aggiunto da poco. Il crate era una valida alternativa al Python. Sinceramente, se non avesse già avuto un Python avrei preso un crate, chiamiamolo come ci viene, per fare queste missioni. Ok, basta con le scansioni delle navi. Mamma mia, ho la gola che sta cominciando a cedere un attimino, anche perché da un'ora che stiamo spraytando. Ok, e come si dice in zona qua, andiamo avanti. Tradotto in italiano, andiamo avanti. Eccolo qua che cominciamo l'accelerazione troppa, quindi mettiamo il muso un po' fuori e andiamo un po' là dentro. Anche queste cose qui sinceramente mi trovano parecchio interdetto, perché con degli FSD molto più grandi, tutte le Anaconda, tutti i costi che hanno un'Anaconda, alla fine esegue gli stessi drop che esegue un Sidewinder, e anche questa cosa non mi piace. Se spendo 10 milioni per un modulo voglio poter droppare a velocità più elevate e a distanze più alte, anche perché arrivando a fare tutti quei soldi lì vuol dire che io di drop ne ho fatti centinaia se non migliaia, quindi perché non rilassare un po' la vita ai giocatori, consentendoci di evitare di fare i drop alle stesse distanze e alle stesse velocità, anche con navi che fittate, completate, fatte e finite mi sono costate 200, 300, 400, 500, 900 milioni. Esatto, quindi è una cosa che io mi sono sempre domandato, perché non possono premiare un po' i giocatori. Comunque, speriamo nel futuro. Sì, il kite è un po' più veloce, un po' rivolto al... piano. Ok, comunque,
eccoci qua. Sì, l'OTAS è fantastico. Se io non avessi un OTAS, ve lo dico, avrei già quittato Elite, perché giocandoci mouse e tastiere inizialmente non ci siamo. Quindi secondo me Elite il top è giocato in VR, OTAS più VR, e lì ci divertiamo parecchio. Comunque, a questo punto 100 km di distanza da Minovsky Progress, illicit cargo sul groppone, 64 schiavi da consegnare. Andiamo a fare il glide e in questo momento, scusate, torno a concentrarmi un attimino su quello che sto facendo, perché devo vedere chi ci sta qua intorno e tutto quello che ci sia. Ok. Ok, ne parliamo tra un attimo del discorso del voice pack, perché è davvero comodo, stavo pensando di farlo anch'io. Ok, non vedo troppe navi intorno, vediamo di evitare di fare manovre brusche. No! Ci mandano su quel pad là. Qua in giro. Tentiamo il silent running, la temperatura sale. Ok, non siamo messi proprio bene. La temperatura sta salendo. Perché non mi lancia l'heat sink? Ok, mi sta lanciando l'heat sink e questa cosa non mi piace. Allora, cerchiamo di fare un landing veloce. Sbagliando un po' di comandi nel frattempo, ma nulla devo capire perché non mi stava lanciando gli sync, forse non li avevo nel dubbio. Stop. Ok. Beh, diciamo che è stata una figura un po' bambina, non ho fatto le cose bene e tutto il resto, mi sono danneggiato un po' la nave da solo per la città del niente, però un po' sporchi, un po' grezzi, ma ci siamo arrivati. Fatemi controllare una cosa, perché a questo punto devo andare a vedere l'Heat Sink Launcher. Eccolo qua. Sì, forse non l'avevo selezionato nel gruppo di fuoco. Comunque sì, dai, tutto sommato poteva andare peggio. Una cosa che io ho notato, che appena toccati i post bruciatori aumentate la probabilità di scansione della nave in una maniera stratosferica. Quindi quando fate gli avvicinamenti con illicit cargo, illicit passenger o quello che sia, illegal passenger, quindi con carichi illeciti o passeggeri illegali, evitate di utilizzare i post bruciatori, cercate di fare tutto senza, utilizzateli magari nel caso di avvicinamento, uno starport, però io ho visto che evitando di utilizzarli la probabilità che ci scansionino sono molto basse. Andiamo a terminare la missione e quindi anche di conseguenza poi tra un po' lo stream. Andiamo nel mission board, andiamo a consegnare questi 64 schiavi sfigati che hanno avuto la sfortuna di capitare nel nostro carico di nave dopo che prima avevamo trasportato alghe, pesci e cose del genere, quindi si saranno respirati tutti gli effluvi di pesce marcio, alghe schifose, quello che sia. E quindi niente, basta, e andiamo a consegnarli e forse staranno meglio fuori dalla nave che non dentro la nave, sempre se i server di Frontier si decideranno a svegliarsi. Eccoci qua, sneak in 64 units of slaves, quindi yeah, that's Wanagana English, ok, magari un giorno ci cimenteremo nel video in inglese. Per il momento consegniamo, ciao schiavi. Eccoci qua, ci prendiamo un Exquisite Focus Crystal 1 Unit, quindi come vedete cucuzze non se ne guadagnano, però abbiamo avuto la gioia di fare un trasporto schiavi. Eccolo qua, esatto, profumo di mare, eccolo qua. Ciao signorini schiavi, andate a respirarvi un po' di aria da condizionatore dello spazio base qua. Noi ci andiamo a prendere quello che ci andiamo a prendere. Ah no, scusate, 513.000 cucuzze ci hanno dato. Beh dai, tutto sommato non male, quindi abbiamo riguadagnato qualche soldino, abbiamo preso questa cosa e bla bla bla. Official Shine E-Movement e continua a against the Official Shine E-Movement could create a civil unrest, quindi boh. E bla bla bla. Ok, vabbè, qui altri po' di dati relativi alla missione che abbiamo appena fatto.
E quindi niente, come avete visto smuggling più o meno funziona così, un po' di missioni, compriamo, vendiamo gli schiavi, portiamo merci illegali in giro per il cosmo. Missioni difficili da trovare, cose un po' fastidiose da fare, poi alla fine si tratta di fare le stesse cose che fate con trading, quindi non so cosa convenga. E il trasporto passeggeri, d'altro canto, invece vedo che è ancora abbastanza remunerativo, e purtroppo spero che a Frontier comincino a capire questa cosa del fattore rischio e aumentare i reward in base appunto anche al fattore rischio. Detto questo, direi che ci siamo. Per oggi abbiamo un attimo completato il nostro stream. Come lo completiamo? Un attimo che mi ritrovo i tasti. Il tasto E, che ce l'ho qua sopra, mi libera la telecamera che devo andare assolutamente a ribindare, perché ho tutti i tasti sbarellati e diversi rispetto a quello con cui sono abituato. Quindi guardiamoci il culo del Python, che bello il culo del Python, e su questo culo di Python, no, di qua, ok, e su questo culo di Python diciamo che andiamo un attimo a salutarci. Sì, ho proprio tutti i comandi assolutamente al contrario, come potete vedere dalla mia imbranataggine nell'utilizzo della telecamera in questo momento. Me li hanno cambiati tutti dopo l'espansione precedente, quindi direi che è ora di uscire dalla telecamera di servizio. Quindi magari andiamo a prendere una delle telecamere interne, quindi ci guardiamo un attimo il cockpit del Python o quello che sia. Quindi eccolo qui, dalla nostra postazione di guida ci salutiamo e sì, 2 miliardi e 600 mila crediti ho fatto nel tempo. Va anche qui. Chiudo con questa parentesi, va detto che purtroppo, e questo è un purtroppo, le prime versioni di Elite consentivano di fare veramente tanti soldi facendo determinate missioni di trasporto, quindi riuscendo a sfruttare in passato queste missioni, non erano neanche exploit, erano proprio delle missioni fatte e finite da fare, si riusciva a guadagnare veramente veramente tanto. Forse un po' troppo, certamente, assolutamente. D'altro canto, oggi come oggi hanno preso una strada completamente differente, non si guadagna più una cippa. Quindi chi ha avuto la fortuna di poterci giocare inizialmente e sfruttare quelle cose e quelle missioni, tutta quella parte lì, ha veramente risolto i problemi di crediti all'interno del gioco forever. I giocatori di oggi invece faranno molta più fatica. Sfruttate Power Play, sfruttate trasporto passeggeri, sfruttate le Wing Mission che vi aiuteranno parecchio, e quindi niente, tutto lì. E chiusa la parentesi, ragazzi, grazie a tutti per aver seguito la diretta. Ciao Fugu, benvenuto. Da quanto tempo, dai, magari ci risentiamo anche in canale più avanti. E chiedo scusa sempre degli sbalzi di connettività, vediamo di risolverli a breve. Comunque, bene ragazzi, sì, veramente non ho più voce. Comunque grazie a tutti, davvero grazie, e anche grazie a voi che sto continuando i video su Elite, quindi appunto grazie. Basta, grazie. E Virus 101 vi saluta tutti, alla prossima col video sui Guardian, e come di consueto ormai Virus 101 transmission out.